Buongiorno, ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali, tanta la cronaca oggi e anche i collegamenti con i nostri colleghi dalle varie province. Parleremo di un altro assalto in villa a Treviso. Sono stati diversi gli assalti nelle ville negli ultimi mesi in tutto il Veneto e anche in Friuli. Parleremo di una mamma di appena 17 anni che è stata violentata e caccia al coinquilino che è indagato per violenza sessuale. Poi torneremo a parlare della tragedia a Sedico nel Bellunese, dove un bambino di 6 anni, Lucas, è stato travolto da un muletto. Ma ci colleghiamo subito con Treviso, con la nostra Lina Paronetto per questo assalto in villa. Lina, buongiorno, a te la linea. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Siamo qui in via degli Alpini, quartiere di Selvana, a Treviso, zona estremamente tranquilla. Nicoletta Rizzetto con la telecamera vi sta inquadrando l'abitazione in cui si è consumato questo furto in casa, trasformato poi in rapina. Era la 00:30 di venerdì. I padroni di casa, una coppia, lui 80 anni, Ezio Colombo, imprenditore, la moglie Priscilla Mazzoli, 71 anni, architetto. Lei era in cucina, stava lavando i piatti, si è vista arrivare 3 uomini incappucciati alle spalle, ha gridato, ha svegliato con le sue grida il marito che era già in camera da letto. Di fatto sono rimasti ostaggio di questi banditi dall'accento dell'est, stando alla ricostruzione delle vittime, che pretendevano di aprire le cassaforti. Come sentiremo dalla intervista che ci ha rilasciato cortesemente il signor Ezio poco fa, le cassaforti in realtà erano vuote, non erano più state ripristinate dopo un furto che avevano subito sempre in villa qualche anno fa. Hanno arraffato dei gioielli di famiglia, degli orologi. Prima di andarsene però c'è stata una colluttazione con la figlia Olimpia, che è rincasata, 33 anni, medico, che è rincasata e ha tentato di reagire a questa aggressione ai genitori, mordendo addirittura un braccio uno dei banditi e perdendo un dente, un incisivo. È stata poi trasportata al pronto soccorso e dimessa con una diagnosi di 20 giorni. Vedete alle nostre spalle, di fronte al cancello dell'abitazione, una volante della polizia. È proprio la squadra mobile della questura di Treviso che sta indagando su questo episodio, raccogliendo non solo le testimonianze ma anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona, per cercare di risalire a qualche indizio su questi banditi, che tuttavia sarebbero penetrati in casa da una finestra della taverna, accedendo, scavalcando la recinzione sul retro. Allora cortesemente chiederei alla regia di mandare in onda l'intervista che abbiamo realizzato al signor Ezio Colombo, proprietario di casa, che si è avvicinato al cancello insieme al cane di famiglia che è stato chiuso in bagno da questi banditi perché non abbaiasse, ma anche evidentemente perché non interferisse. È un cane anche di grossa taglia. Vediamo. Si sono trovati a mezzanotte con queste persone dentro casa. Mia moglie era ancora alzata, stava finendo di lavare i piatti o roba del genere, e si è trovato un individuo vicino. Gli ha detto: scusi, ma lei chi è? E questo gli ha detto: siamo carabinieri. E lei gli ha detto: no, voi non siete carabinieri. Avevano il passamontagna, voi non siete carabinieri. E gli ha lanciato contro una sedia, dopodiché è stata presa, immobilizzata, e quindi ci siamo trovati lì. Io ero a letto, ho avuto uno di queste persone sempre attaccata a me, non voleva lasciarmi muovere, non voleva che lasciassi niente, tanto è vero che avevo uno di quegli orologi e me l'ha preso subito perché pensavo magari fosse collegato col telefono o roba del genere. E dopo ho cominciato a rovistare dappertutto, cercavano le casseforti e non le hanno trovate perché erano vuote, in quanto avevamo già avuto un furto un paio d'anni fa e non sono più state ripristinate perché erano state aperte col flessibile e sono rimaste lì. Basta. In tutto cosa vi hanno portato via? Ma gioielli di famiglia, roba del genere, che non saprei neanche quantificarle cosa potessero essere, orologi sicuramente,
perché avevamo, diciamo, un portaorologi e quello lì è stato preso tutto. Potrei stare meglio, dicendo la verità. Ancora un po' scosso, però passerà. Questa dunque Daniela la ricostruzione che ci ha fatto il signor Colombo, l'hai sentito, come dicevi bene non è, è solo l'ultima della serie delle rapine in casa di cui abbiamo dovuto parlare in questi mesi. Le più recenti ci vengono naturalmente alla mente pochi giorni fa a Sacile, ma poi c'è stata Feltre, ma poi c'è stato l'assalto al titolare di Forno d'Asolo, per cui una serie di colpi non necessariamente collegati uno all'altro, di certo un fenomeno che preoccupa. Come detto, le indagini vanno avanti, qui siamo alle porte della città, in un quartiere residenziale popolato, nessuno a quanto pare l'altra notte ha sentito nulla, ma c'è grande preoccupazione. Con Nicoletta Rizzetto direi che a questo punto da Via degli Alpini possiamo restituirvi la linea. Grazie davvero a Lina Paronetto, grazie anche a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Ovviamente torneremo a parlare di questo ennesimo assalto in villa nel corso dei nostri telegiornali, a partire dal Veneto alle 16:25 e poi a Treviso alle 19:30. Ed ora un'altra notizia di cronaca, la tragedia del piccolo Lucas travolto dal muletto. Ci sono accertamenti sulla dinamica di questo incidente e ce ne parla, dovrebbe essere collegato per noi Fabio Fioravanzi. Fabio, buongiorno. Grazie per la linea, siamo tornati sul luogo della tragedia di venerdì scorso, dove alle 18:30 in quel piazzale ha perso la vita il piccolo Lucas, travolto dal muletto che è ancora transennato. La questura e lo Spisa hanno posto sotto sequestro l'area, che è tuttora sotto sequestro. Il corpo del bambino è presso l'obitorio del San Martino di Belluno, in attesa che la magistratura decida se sia necessaria l'autopsia o se sia sufficiente quanto dichiarato dal medico, che è prontamente arrivato. Era arrivato anche l'elicottero per i soccorsi, se sia sufficiente quanto visto e dichiarato dal medico che ha attestato la morte del bambino. Si cerca anche di capire come sia accaduto l'incidente. Si è parlato di bambino schiacciato dal mezzo guidato, dal muletto guidato dal padre, però in certi momenti si dice se sia caduto dal muletto. Prima era a fare karate in una palestra dove si pensa a dedicare a lui una gara nazionale nel corso dell'anno. Questa è una delle varie iniziative che si pensano per ricordare Lucas. Grande cordoglio, grande emozione, grande dolore un po' in tutto quanto il paese. Ricordiamo che la nonna è assessore comunale, appunto si dovrà capire le dinamiche. Parrebbe che l'unico testimone sia il padre. La magistratura dovrà riascoltarlo quando avrà recuperato lucidità dopo quanto accaduto. Chiaramente le sue condizioni sono davvero difficili, la famiglia è assistita dagli psicologi messi a disposizione dell'USL. L'ipotesi di reato chiaramente quella di omicidio colposo, forse anche con delle aggravanti, perché il bambino si trovava in un posto dove un bambino non poteva esserci. Certo, era l'azienda del padre, ma non era in ufficio, era vicino ai muletti, e vicino ai muletti non si può stare non solo se si è bambini, ma nemmeno se si è adulti. Quindi in questa situazione di calma irreale che c'erano alle sue spalle, dove sono aumentati i fiori posti all'ingresso per ricordare il bambino, si attendono quelli che sono gli sviluppi, ma per saperne qualcosa di più forse saranno necessari giorni. Dal Sedico è tutto, lì nello studio. Grazie davvero a Fabio Fioravanzi. Noi continuiamo con la cronaca, l'abbiamo annunciato in apertura di questa prima edizione, un altro gravissimo fatto di cronaca, una giovane mamma che è stata violentata e caccia ora il suo coinquilino, ma ci racconta tutto la nostra Eddie Kaliman. Eddie, buongiorno.
Daniela, buongiorno a te e ai telespettatori. A Mestre una ragazza di 17 anni, mamma di un neonato, è stata violentata in assenza del marito da casa da un coinquilino che ospitavano per un periodo di tempo nella loro abitazione. È successo la notte di sabato e l'uomo, approfittando dell'assenza del marito, ha approfittato invece della giovanissima che appena è riuscita si è liberata dal grinfie dell'aggressore e ha chiamato i carabinieri che l'hanno condotta poi all'ospedale all'Angelo di Mestre, dove hanno fatto tutte le analisi del caso per escludere eventuali malattie o problematiche legate proprio alla violenza. Tutto questo è successo mentre il neonato dormiva nella stanza accanto. Il marito della giovanissima l'ha aiutata a raggiungere l'ospedale e sostenuta in questa vicenda. Con noi c'è Prince Aulader, portavoce della comunità bengalese, per un commento al fatto che tutta la comunità si stringe attorno alla ragazza e di fatto denuncia l'aggressione. Assolutamente sì, è un episodio veramente molto brutto e che ci ha fatto veramente rimanere scioccata tutta la comunità. Infatti ieri sui social tutti hanno condannato questo episodio perché è una cosa che non deve succedere, e quindi ringraziamo comunque le forze dell'ordine che comunque sono intervenuti immediatamente, hanno tutelato e stanno tutelando la ragazza per capire comunque le dinamiche, perché siamo ancora all'inizio, quindi non si capisce ancora se questa ragazza effettivamente ha 17 anni o è maggiorenne, oppure quali sono le cose esatte. Quindi non abbiamo ancora le informazioni esatte, e quindi aspettiamo un attimo che le forze dell'ordine chiariscano un po' la situazione. E dopo la denuncia ovviamente le reazioni politiche sono state durissime, soprattutto da Cisint, leghista, apertamente contro sostanzialmente l'immigrazione e la situazione che si sta verificando Mestre, Marghera e dintorni. Ascoltiamo le sue parole e poi le commentiamo insieme. Una violenza gravissima, quella compiuta a Mestre alla ragazza minorenne che ha saputo denunciare, ma quello che è accaduto ci fa immaginare alcune questioni le cui risposte sono davvero molto preoccupanti. La prima è una minorenne. Rientriamo nel ragionamento che spesso ho denunciato di spose bambine, di madri bambine, di ragazze obbligate a un futuro che non scelgono ancora da minorenni? La seconda questione, che anche conosco purtroppo molto bene, ma la vicenda dell'ospite rientra in un sistema più ampio, classico delle comunità bengalesi, dove chi è residente in Italia accoglie fingendo ospitalità ma nascondendo affitti in nero, posti letto in nero. Siamo in quella fattispecie lì. Terza questione, basta. Rimpatri, remigrazione, chiamiamola come vogliamo, ma non siamo più disponibili ad accettare situazioni di questo genere, di extracomunitari che arrivano e compiono atti così gravi. Durissime le parole di Cisint, cosa vi sentite come comunità di commentare? È che lei dovrebbe pensare più all'Europarlamento e a Monfalcone, non a Mestre. E quello che è successo, noi siamo i primi a condannare se è così come hanno riferito i giornali. Bisogna verificare se effettivamente questa ragazza è minorenne o maggiorenne. Dopodiché a Venezia, a Mestre, ci sono dei problemi di abitazione, che c'è un sovraffollamento di persone perché c'è tantissima richiesta di manodopera, però non ci sono abbastanza case, quindi questa è una cosa che deve gestire il Comune, e quindi speriamo che il Comune intervenga in modo da trovare delle soluzioni abitative, non solo il Comune ma anche il Governo, che in Italia, tutta Italia, c'è un problema di abitazione, e quindi noi riteniamo che quello che è successo è un episodio veramente grave, e noi siamo i primi a condannare questo episodio, e speriamo che le forze dell'ordine intervengano in modo serio e abbastanza rigido, in modo che questi episodi non succedano più. Prince, poi mi dicevi è un fatto strano, di solito se si accoglie qualcuno, si accoglie una famiglia, qualcuno che comunque si conosce. Esatto, infatti noi siamo rimasti veramente un po' scioccati, perché solitamente quando c'è una famiglia, solitamente l'appartamento, se in affitti, si condivide con un'altra famiglia, invece in questo caso c'è uno sconosciuto che abita dentro una casa dove c'è una famiglia, quindi è una cosa veramente un po' strana che noi cercheremo di capire che è successo, e comunque noi abbiamo tramite i canali social
avvisato che se c'è una famiglia cercate di condividere l'appartamento con un'altra famiglia, oppure se ci sono dei lavoratori di condividere l'appartamento con altri lavoratori, da evitare questi episodi spiacevoli, perché non si sa chi si fa entrare in casa. Sul fatto dell'immigrazione, in una brevissima frase, cosa commenti di Cisint? L'Italia è un paese fondato sul lavoro, quindi c'è tantissimo lavoro e l'Italia ha bisogno di lavoratori, quindi l'immigrazione legale ben venga, ma fare propaganda in questo modo, l'immigrazione, queste cose sono cose che ormai non funzionano, attirano solamente qualche persona ignorante che comunque non sa come funziona l'immigrazione, e quindi che mandi dei messaggi seri e concreti, non solo propaganda e slogan da campagna elettorale tutto l'anno. Grazie Prince. Daniela, se non hai domande, da Mestre con Sandro Ponchio, a te la linea. Grazie davvero a Eddie Kaliman e Sandro Ponchio per la parte tecnica. Prima di continuare con la cronaca vi proponiamo il nostro sondaggio come ogni lunedì. In queste ore la bufera al Ministero della Cultura con Alessandro Giuli, che ha revocato l'incarico a 2 figure chiave, il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino e la segretaria particolare Elena Proietti, a causa delle polemiche per i fondi negati al docufilm su Giulio Regeni. Allora noi vi chiediamo, Regeni, il film secondo voi doveva essere finanziato? Se volete rispondere di sì, lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece per voi non doveva essere finanziato, in rosso il no 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Ed ora andiamo avanti con la cronaca. Auto si ribalta e finisce nel canale, tragedia sfiorata ieri sera a Villa Dose in provincia di Rovigo, mamma, papà e figlia minorenne. L'incidente è avvenuto intorno alle 22:30, l'autista per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura finendo fuori carreggiata e capovolgendosi nel corso d'acqua adiacente alla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo con 3 mezzi di soccorso. Le 3 persone coinvolte sono riuscite ad uscire autonomamente dall'abitacolo, presenti anche gli operatori del SUEM 118 che hanno preso in carico i coinvolti per gli accertamenti sanitari del caso e i carabinieri intervenuti per i rilievi e la gestione della viabilità. Ed ora andiamo a Padova, a Campo San Piero, miracolata la conducente di un'auto che è uscita di strada infilzandosi nel guardrail. Non sono ancora chiare le ragioni per cui l'auto di una 61enne di Trebaseleghe sia uscita di strada. Quello che è certo è che la donna si è miracolosamente salvata. Incidente alle prime ore della domenica a Rustega di Campo San Piero, dove una vettura è rimasta letteralmente trafitta dal guardrail lungo la strada. Un incidente che non ha avuto, fortunatamente, esiti drammatici. La donna alla guida, infatti, estratta dal mezzo dai vigili del fuoco volontari del distaccamento di Borgoricco, non è rimasta ferita e non ha riportato traumi. Soccorsa dal SUEM 118, è stata trasportata in ospedale, da cui è stata dimessa poche ore dopo. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso. Carabinieri al lavoro per chiarire tutti gli aspetti della strage dei braccianti di Calino, a 72 ore di distanza dall'incidente che ha spezzato la vita a 3 lavoratori di origini marocchine di 32, 35 e 28 anni. Sotto la lente di ingrandimento dei militari del nucleo ispettorato del lavoro sono finiti contratti e documenti dei braccianti reclutati dalla società di Portoviro guidata da un imprenditore marocchino. Al tempo stesso ulteriori documenti sono stati acquisiti dopo il sopralluogo nella sede dell'azienda agricola di Chioggia, dove i braccianti erano diretti. Nello specifico i militari puntano a verificare che tutte le previsioni contrattuali siano state seguite alla regola. Dovrà quindi essere accertato che il van messo a disposizione dei lavoratori fosse in regola e in grado di circolare e che il guidatore avesse il titolo per trasportare i lavoratori. L'obiettivo è di verificare che non ci siano state zone grigie e che tutto sia stato eseguito a norma. Nel frattempo il Comune di Chioggia ha decretato il lutto regionale per il giorno dei funerali. Ed ora ci spostiamo invece a Padova. Paura nel quartiere di Portello di Padova, brucia un appartamento, fortunatamente non ci sono stati feriti.
Momenti di paura sabato sera nel quartiere Portello a Padova, un incendio è divampato all'interno di un appartamento di via Poleni. L'allarme è scattato verso le 21 quando i vicini si sono accorti che del fumo nero stava uscendo dall'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa a serbatoio e 5 operatori che hanno provveduto a spegnere il rogo evitandone la propagazione. I pompieri hanno anche evacuato l'appartamento, per fortuna non ci sono state persone ferite. Inoltre hanno effettuato controlli negli altri abitazioni dello stabile per verificare l'eventuale presenza di fumo e garantire la sicurezza di tutti i residenti. Rimaniamo nel Padovano. Ha tentato di avvicinare un bambino che era in auto in attesa del padre, invitandolo a seguirlo sull'inquietante episodio accaduto a Montegrotto Terme. Indagano i carabinieri. Era in auto vicino alla stazione di Montegrotto, aspettava il papà che era sceso a prendergli un gelato. A 9 anni il bambino è avvicinato giovedì da un uomo che ha attirato la sua attenzione e gli ha chiesto se voleva seguirlo, invitandolo a portarlo a casa. Il bambino ha avuto la prontezza di riflessi di iniziare a urlare e di raccontare tutto al papà, che appena tornato ha presentato una denuncia ai carabinieri fornendo anche un identikit di quest'uomo. Sulla cinquantina, 1,80 m di altezza, barba corta, capelli bianchi. Le indagini sono state avviate e si avvarranno tra l'altro delle immagini delle telecamere numerose nella zona. Lo conferma il sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello. Con i carabinieri esiste già un grande rapporto di collaborazione, grazie a una convenzione posta in essere hanno libero accesso a tutto il nostro sistema di videosorveglianza che soprattutto in quella zona è molto performante. Quindi chiunque abbia delle intenzioni poco nobili da svolgere nel nostro territorio stia molto attento perché prima o dopo viene scoperto. Un episodio che ha creato grande paura in città. Ci sono aspetta di giorno, di sera capita ultimamente che ci siano gente che scende dal treno e con la scusa che c'è il viale chiuso e quindi è più allettante andare verso il viale per questo tipo di gente, però di giorno e soprattutto con un bambino non ci se lo aspettava, ecco. Però sì, insomma, tra mamme ci siamo un po' mandate qualche messaggio di preoccupazione, soprattutto perché non è che l'aveva lasciato da solo, era proprio qui, insomma, a portata di occhi, ecco. Ed ora torniamo a parlare invece dell'antavirus perché continua il monitoraggio del medico sudafricano isolato in un albergo di Padova. Sta bene, ma ci racconta tutto la nostra Chiara Gaiani. Chiara, buongiorno, a te la linea. Daniela, buongiorno a te ai telespettatori di Antenna 3. Con il collega Federico Cibotto ci troviamo proprio davanti alla sede del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 6 Euganeo. Sono i sanitari che si stanno occupando del monitoraggio del medico sudafricano. Si tratta di un 50enne, contatto stretto, tra virgolette, perché è stato per pochi minuti della moglie del paziente zero di questa epidemia di antavirus che si è sviluppata nella nave da crociera MV Ondius. Un contatto davvero per pochi minuti, erano entrambi imbarcati, poi la donna è stata fatta scendere e noi per lei c'è stato il decesso su un volo della KLM diretto ad Amsterdam con scalo a Roma. Il medico, come dicevi tu Daniela, è asintomatico, sta bene, è molto collaborativo, segue anche una dieta che è stata messa a punto dai sanitari dell'ULSS 6 Euganeo che proprio questa mattina hanno effettuato dei test di microbiologia, test che dovrebbero essere decisivi per lo sviluppo della quarantena dei prossimi giorni, di cui si attendono notizie dalla regione che sta ovviamente coordinando tutte le operazioni di monitoraggio e anche da parte dell'ULSS 6 Euganea. Ti dicevo, ovviamente massima l'attenzione in tutta Italia, sono 4 i passeggeri che hanno avuto un contatto con questa donna sul volo della KLM. Si tratta di 2 marittimi, uno che vive in Calabria, l'altro in Campania, e di una donna straniera che vive in provincia di Firenze, oltre al medico che è arrivato a Padova. Sui possibili rischi, anche se le autorità sanitarie continuano a dire che si tratta di rischi molto bassi, il Ministero della Salute sta mettendo a punto una circolare che dovrebbe essere diffusa nelle prossime
prime ore a tutte le ULSS e a tutti i pronto soccorso oltre che ai medici di medicina generale. Ecco, il punto della situazione su cosa si sta facendo, su quali sono i rischi, ribadisco, non c'è allarme per ora per quanto riguarda il Veneto. Abbiamo confezionato un servizio, io ti lascerei allora al servizio, ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica, poi la linea può tornare allo studio. Il soggetto è ovviamente isolato, stiamo seguendo le prescrizioni ministeriali, ringrazio tutti coloro che stanno collaborando, ovviamente i tecnici dell'ULSS 6 Dipartimento di Prevenzione, e ovviamente siamo qui per dare una risposta nel più breve tempo possibile. Nessun allarme, il medico, un 50enne sudafricano, sta bene e continua a essere monitorato nell'albergo di Padova dove è ospite dai sanitari dell'ULSS 6 Euganea. Lo ripete il presidente del Veneto Alberto Stefani. Come lui, le altre 3 persone presenti nell'aereo della KLM in coincidenza per Roma, entrati in contatto per pochi minuti con una donna, la moglie dell'ornitologo olandese paziente zero, poi deceduta in Sudafrica a causa dell'antivirus. I contatti sono 2 giovani marittimi, uno in Campania e l'altro in Calabria, e una donna straniera che vive in provincia di Firenze. Sul rischio per il Veneto è chiaro il presidente Stefani. Non c'è nessun caso di antivirus in Veneto, ovviamente questo soggetto è parte di un tracciamento che è stato fatto, noi seguiamo tutte le disposizioni precauzionali per poter dare la risposta più efficiente ai nostri cittadini. 147 i passeggeri della nave da crociera MV Ondius, dove è scoppiata l'epidemia causata dalla variante del virus delle Ande, l'unico antivirus noto capace di trasmettersi da uomo a uomo. 3 i morti, un paziente in gravi condizioni, ma il virologo Pregliasco rassicura. La natura continua a darci possibilità di rischio, noi a volte arriviamo in luoghi senza quella dovuta attenzione, ma quello che si sta vedendo adesso, seppur con un inizio un po' lento, è quello di un'interconnessione a livello internazionale, appunto per bloccare la diffusione sul nascere. Io sono ottimista in questo senso, che il focolaio probabilmente potrà crescere perché la malattia ha un tempo di incubazione lungo, quasi 2 mesi, però io credo che riusciremo con quella che è stata l'eredità del Covid a governare e a gestire questo problema. E noi continuiamo ora con la cronaca, andiamo in via Castelmenardo a Treviso dove baby vandali sono stati in azione perché hanno gettato nel canale Siletto alcuni arredi dello studio di un commercialista. A dare l'allarme sono stati i residenti. Hanno gettato in acqua prima la poltrona e poi una bicicletta. A dare l'allarme una residente che ha visto fuggire alcuni giovanissimi. Si tratta di 3 baby vandali tra i 15 e i 18 anni. Dopo essersi arrampicati sul balcone, sulla grondaia, i ragazzini hanno scavalcato la ringhiera del poggiolo di un commercialista, prendendo la poltrona del terrazzo e lanciandola in acqua, prima di accanirsi anche su una bicicletta legata vicino al ponte in via Castelmenardo, a pochi passi dal luogo dove è avvenuto l'omicidio di Francesco Favaretto. Non contenti, i 3 vandali avrebbero preso di mira alcuni vasi di un locale e di un negozio nella stessa via, gettandoli in aria senza motivo. La polizia locale di Treviso è stata avvisata, la poltrona è rimasta in acqua. Bisognerà attendere un'eventuale denuncia da parte del commercialista o della proprietaria della 2 ruote per poter avviare le indagini e identificare anche attraverso le telecamere di sicurezza i 3 ragazzi. E rimaniamo sempre nel Trevigiano perché c'è forse il controllo del territorio per lo spaccio nella zona o questioni sentimentali legati ad una ragazza alla base di una furibonda lite scoppiata ieri pomeriggio intorno alle 15 in un parco pubblico di via Fornaci a Treviso, nel quartiere della Chiesa Votiva. A scontrarsi 2 cittadini nigeriani, ma la lite furibonda ha assistito anche una ragazza, loro connazionale, mentre un altro uomo si è dileguato prima dell'arrivo delle volanti della polizia. Uno degli ha riportato alcune ferite fortunatamente non gravi provocate dall'aggressione con un punteruolo, forse un cacciavite. La vittima, coperta di sangue, è stata soccorsa e portata dagli operatori del SUEM 118 all'ospedale di Treviso. E sempre nel Trevigiano, ieri oltre 400 persone si sono ritrovate sulle colline patrimonio UNESCO per dire no ai pesticidi, una marcia che ha visto la partecipazione di cittadini provenienti da Veneto e Trentino, giunta alla sua 10ª edizione. Il rintocco
delle Campane ha accolto l'arrivo dei partecipanti alla 10ª edizione della marcia per dire no ai pesticidi. Oltre 400 persone hanno voluto essere presenti, anziani, bambini, famiglie intere, un percorso che si è snodato tra le bellissime colline del patrimonio UNESCO. Certo, questo è patrimonio UNESCO, noi abbiamo problemi anche più gravi nella zona del Valpolicella, zona del Custozza, zona del Soave, zona del Bardolino, stessi problemi, e anche nei meleti della Bassa Veronese. Abbiamo la percentuale più alta di pesticidi di tutto il Veneto. Stop perché? Perché ormai è assodato che sono cancerogeni e creano comunque grossi problemi alla salute, e perché c'è bisogno di un cambiamento. Sono arrivati da tutto il Veneto, ma anche dal Trentino, per manifestare contro i pesticidi, slogan, cartelloni, una marcia che è partita da Cison di Valmarino ed è arrivata fino all'abbazia di Follina. La salute per le persone e per l'ambiente, questo è il nostro appello, è qualche cosa che deve interessare tutti, e quindi ci stupiamo che non siamo tutti quanti in questa piazza, quindi soddisfatti, ma bisogna fare di più. Siete in tanti, ma servono ancora più voci. Pochi ma buoni. Tante le associazioni ambientaliste, in prima fila anche i sindacati. Noi pensiamo che le battaglie vadano unite, ovvero la battaglia dei diritti dei lavoratori e la battaglia per il rispetto dell'ambiente. Noi oggi stiamo assistendo a due fatti ben precisi, ovvero la violenza perpetrata all'interno di questo territorio, all'interno dell'ambiente circostante, con la monocoltura della vigna e l'utilizzo massiccio di pesticidi per maggiori rese. Dall'altra parte abbiamo lavoratori e lavoratrici sfruttate nei campi che sono attori di una filiera che di fatto svilisce l'agricoltura, non rispetta i diritti dei lavoratori e non rispetta l'ambiente. Un'agricoltura senza pesticidi per salvare l'ambiente e la salute della gente. Perché si passi a un'agricoltura più attenta al territorio, in cui quella che è l'attività economica non vada contro quella che è la salute dei cittadini. Vediamo tanti bambini, giovani. Sì, perché ci sono anche l'impegno delle mamme contro i pesticidi, e una di loro è organizzatrice tra l'altro proprio della marcia, ed in fin dei conti io sinceramente faccio queste cose più che per me, per questi bambini qua che hanno diritto a crescere in un mondo che sia quanto meno contaminato possibile. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio e continuiamo con la cronaca, ma andiamo nel territorio friulano, andiamo a Trieste, dove si è rischiato che si ripetesse la tragedia dei Figli delle Stelle ieri pomeriggio in questura. Il presunto responsabile dell'attentato alla Startec ha aggredito una giovane poliziotta cercando di toglierle la pistola, ma è stato fortunatamente fermato dai colleghi dell'agente ed ora è in prigione. Il 47enne dipendente della Startec, che una settimana fa era intenzionato a far saltare in aria lo stabilimento, è in carcere. Ieri pomeriggio in questura l'uomo ha aggredito una giovane poliziotta, quindi ha cercato di strapparle la pistola dalla fondina. Per fortuna alcuni agenti presenti nel corridoio lo hanno fermato ed ammanettato. Inutile sottolineare la memoria di quanto accaduto nell'ottobre di 6 anni fa, quando Alejandro Augusto Stefan Meran aveva disarmato un poliziotto e sparato all'impazzata uccidendo gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, ma anche l'episodio del giovane afghano che nel 2014, dopo aver preso la pistola ad un agente sempre all'ingresso della questura, era fuggito verso la chiesa del Rosario esplodendo alcuni colpi in aria per poi suicidarsi. I fatti accaduti ieri pomeriggio, erano le 16, il 47enne si presenta in via del Teatro Romano sostenendo di voler presentare una denuncia. I piantoni però, avendone notato l'agitazione, lo allontanano. Approfittando di una persona che stava entrando in questura, riesce comunque ad accedervi. Prima il diverbio con la poliziotta, poi l'aggressione. Nella colluttazione le afferra la pistola per sfilargliela, ma la giovane chiede aiuto dopo essersi difesa. Alcuni colleghi dell'agente intervengono e si lanciano addosso all'uomo, il quale dovrà rispondere di resistenza pubblico ufficiale. La giovane poliziotta è rimasta ferita, ma non in modo grave. Il 47enne è già indagato per quanto accaduto alla Startec, ma si sta accertando se abbia affisso alcuni volantini con il simbolo delle Brigate Rosse appesi lungo via Ghirlandaio dove abita, se abbia incendiato il terreno di via Bonomea in cui sono installati i ripetitori della
Rai e se abbia compiuto l'atto vandalico nella sede del Piccolo. Ed ancora cronaca, rimaniamo sempre a Trieste. 2 risse a poca distanza l'una dall'altra hanno caratterizzato la notte del fine settimana in via del Lazzaretto Vecchio e in piazza Venezia. 2 risse a distanza ravvicinata hanno caratterizzato la nottata di ieri nelle zone della Movida triestina. Le immagini che state vedendo, forniteci da Trieste Prima, raccontano quanto accaduto in via del Lazzaretto Vecchio all'incrocio con via degli Argento. Numerosi ragazzi si trovano nella zona, ad un tratto uno di essi si avvicina ad un altro e gli sferra un pugno in pieno volto. La situazione degenera immediatamente, i ragazzi si allontanano, chi si dirige verso via Economo, chi si dirige verso piazza Venezia, dove fra l'altro attorno alla mezzanotte una maxi rissa ha visto 6 persone rimaste ferite a seguito dell'aggressione nei confronti di una di esse, contro la quale era stato spruzzato dello spray al peperoncino. Il ragazzo è poi stato picchiato da un gruppo di 30 o 40 persone, secondo alcuni testimoni una sorta di muro umano che impediva alle persone di passare. In tutto è avvenuto poco distante dalla discoteca Deus. I bodyguard sono pure intervenuti per cercare di riportare la calma. Gli aggressori, un gruppo nutrito di cui facevano parte anche minori e stranieri che avrebbero utilizzato bottiglie rotte per colpire le persone finite a terra. Carabinieri e Polizia di Stato sono intervenuti sul posto, così come un'ambulanza e l'automedica. Ed ora andiamo a Udine per parlare di sport, ma non solo di sport, parliamo di un grave episodio di razzismo. Sentiamo il servizio. La sfida tra Cagliari e Udinese si è trasformata nel finale in un caso di razzismo di estrema gravità che ha purtroppo eclissato anche il bel traguardo dei 50 punti raggiunti con 2 giornate d'anticipo. Al centro della tempesta, suo malgrado, c'è Keenan Davis, l'attaccante dell'Udinese. Lui, ragazzo sportivo, esemplare che di botte e di trash talking ne subisce parecchi durante la gara, senza mai protestare, è esploso in una rabbia incontenibile, accusando il difensore rossoblù Alberto Dossena di averlo chiamato scimmia. Tutto è iniziato con un capannello intorno all'arbitro Dionisi. Davis, nel tentativo di attirare l'attenzione del direttore di gara, lo ha strattonato rimediando un cartellino giallo, poi revocato, a testimonianza che di base la reazione dell'inglese fosse comunque giustificata dal grave accaduto. Nonostante la tensione, l'inglese ha continuato a giocare, a sfidare Dossena e servendo l'assist per il raddoppio di Gueye, ma al termine del match il nervosismo non si è placato. Davis è stato scortato negli spogliatoi dallo staff e da Padelli, fisicamente grosso ma in difficoltà a trattenere l'impeto del numero 9, visibilmente scosso per non aver ricevuto in campo la stessa tutela che in casi analoghi avevano avuto i suoi colleghi, e il pensiero vola al caso Maignan. La polemica è divampata poi rapidamente. Su Instagram Nicolò Zaniolo ha usato toni durissimi, condannando Dossena non solo per il presunto insulto razzista al compagno, ma accusandolo anche di aver rivolto offese pesanti ai suoi figli. Dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio, ha scritto l'attaccante bianconero, e si vedono bene i momenti prima della sostituzione in cui i due si parlano in maniera tesa, tutto nato da una bella giocata di Zaniolo ritenuta ancora un'offesa per via di vetuste mentalità italiche. Rooney ci ha capito il rischio, ha sostituito Zaniolo, non potendo mai immaginare che l'ira del difensore si spostasse su Davis e sul campo del razzismo. Alberto Dossena ha risposto poco dopo, sempre su Instagram, dichiarandosi ferito e amareggiato per un'accusa che ritiene lontana dalla sua educazione. Tuttavia Davis ha rincarato la dose pubblicando una foto del rivale, definendolo un codardo razzista che l'ha chiamato scimmia, auspicando un intervento deciso della Lega Serie A. Lo stesso ha fatto il suo compagno Hassan Camarà. Mentre l'Udinese si è schierata immediatamente con una nota ufficiale a difesa di Davis, il Cagliari ha fatto scudo attorno al proprio difensore. L'allenatore dei sardi, Fabio Pisacane, ha minimizzato l'episodio parlando di cose di campo, definizione agghiacciante perché quanto visto tutto era tranne che una cosa di campo. L'episodio lascia un retrogusto amaro, come ha detto Karlstrom. Nel 2026 parlare ancora di razzismo è anacronistico. I bambini a inizio partita sfilano con la maglia Keep Racism Out e ci troviamo di fronte a situazioni del genere, un bel controsenso. Come sottolineato dallo stesso Camarà, che ha richiamato l'attenzione sulle oltre 20 telecamere presenti negli stadi, la speranza è che non si arrivi a un nulla di fatto per assenza di prove audio, come già accaduto in passati casi celebri, Acerbi Juan Jesus su tutti. Non vogliamo fare processi sommari o dimenticare la presunzione di innocenza per Dossena, ma credendo fortemente nella parola di Davis, si spera che la giustizia sportiva faccia il suo corso e chiarisca tutto, e che, se accertata la colpevolezza del giocatore, la sanzione sia esemplare.
Ed ora invece torniamo a parlare della 97esima adunata che si è svolta a Genova. Ieri l'avete vista, la nostra lunga maratona che è iniziata alle 7:30, terminata davvero poco prima delle 8. 80.000 penne nere che hanno sfilato, le emozioni raccontate in diretta nella maratona di Media Nord-Est con lo sguardo puntato sugli alpini veneti con il loro bagaglio di storia. Le mille lingue dei nostri alpini, trevisani, vicentini, veronesi. È da poco passato mezzogiorno, la pioggia che aveva bagnato l'avvio dello sfilamento smette di scendere. L'emozione di Genova è tutta per le penne nere del Veneto con la sezione Cadore in testa. Vanno all'assalto del cielo con la nudità delle rocce che piantano la punta nell'azzurro e si vestono in alto di sole. Signore e signori, davanti a voi la sezione Cadore! Sfilano gli alpini di Belluno e Feltre portando in alto i valori del corpo, la solidarietà, la vicinanza, quella mano sempre tesa quando ce n'è bisogno. Alpini, coerenza, forza, fatica, durezza. È la sezione di Valdobbiadene ad aprire lo sfilamento degli alpini trevigiani. La cultura della bellezza è radicata, lo è in ogni anfratto, in ogni colle, in ogni luogo, lo è perché questa è la terra di Valdobbiadene. Sfila il reparto Salmerie quest'anno senza i suoi muli che avrebbero dovuto camminare accanto ai bambini delle scuole, fermati però da questioni burocratiche, ma lo spirito del reparto è qui come è forte il cuore delle penne nere di Vittorio Veneto e di Conegliano. Dal 1887 Conegliano parla alpina! Sotto il palco delle autorità sfilano veci, boccia, sindaci orgogliosi di camminare accanto a chi nelle difficoltà è sempre pronto a fare la propria parte. L'applauso per la sezione di Treviso. Signore, signori, autorità, davanti a voi, questa è la terra del Piave, del Grappa, del Montello, la sezione di Treviso. E il cuore che batte forte per le proprie comunità, in testa il presidente della provincia, a fianco i rappresentanti di quei 100 e 100 comuni che vanno sotto il nome di Marca Trevigiana, la marca orgogliosa, la marca gioiosa e tamorosa. Dalle montagne, dalle colline al mare, alla pianura con le sezioni di Venezia e Padova. Siamo la voglia di guardare avanti, di illuminare, lasciatecelo fare. Questo è il messaggio che oggi gli alpini della 97esima adunata lanciano al nostro mondo. Lasciateci fare gli alpini. È un crescendo di emozioni che accompagna gli alpini del Vicentino con la sezione Monte Ortigara Asiago ad aprire lo sfilamento. Davanti a voi gli alpini sfilano, gli alpini della terra vicentina, fedeli custodi dei nostri eroi. Signore e signori, la sezione Monte Ortigara, quelli di Asiago, gli alpini altopianesi. E poi loro che arrivano dalla città che incarna appieno l'animo alpino con il suo ponte conosciuto in tutto il mondo, le penne nere di Bassano del Grappa. Signore, signori, autorità, ecco a voi gli alpini del Monte Grappa. Monte Grappa, tu sei la mia patria. Da Marostica, Valdagna, Vicenza, Monte Pasubio, ricordando passato, presente e futuro del corpo alpino. E accogliamo allora con un applauso la magnifica sezione alpini di Marostica. Ricordiamo l'attività da sempre portata avanti dai gruppi che sempre attraverso l'impegno dei loro soci riescono a concretizzare quell'azione capillare di sostegno e continuità dei nostri valori. Ecco allora arrivare altri figli del territorio vicentino. Ecco a voi incedere orgogliosa per le vie di Genova la sezione alpini di Vicenza. È la sezione di Verona a chiudere il raggruppamento veneto, orgoglioso di essere a Genova, orgoglioso di esserci sempre. E quello delle penne
E una sorpresa ha accompagnato la sezione di Treviso alla Dunata di Genova. Il cappello di Giancarlo Gentilini ha sfilato tra le mani del sindaco Conte, che poi si è scusato con il presidente della sezione di Treviso per aver forzato il regolamento. È la sorpresa di questa 97esima adunata, almeno per Treviso. Quello che vedete è il cappello di alpino, anzi di artigliere alpino, di Giancarlo Gentilini, che finalmente sfila a un anno dalla morte. Queste immagini destinate a diventare il simbolo per Treviso della 97esima adunata degli alpini di Genova. Il sindaco Mario Conte, andando contro il regolamento che aveva imposto una limitazione alla presenza nelle adunate dei cappelli degli alpini andati avanti, salvo specifiche deroghe, sfila stringendo tra le mani quello di Giancarlo Gentilini, scomparso un anno fa. Alla dunata di Biella del 2025 l'assenza del simbolo alpino appartenuto allo sceriffo era stata accompagnata da polemiche. È un conto orgoglioso quello che a Genova ha deciso di esserci portando il ricordo di Gentilini. Lui orgoglioso di essere alpino, lui che non era mai mancato alle adunate, da Latina a Brescia a Bergamo, riconosciuto, salutato, acclamato. Preferirei fosse lui a indossare il suo cappello, però insomma Giancarlo è qui, ci guarda dall'alto, è qui con il suo cappello. Fatemi ringraziare la famiglia che mi ha concesso questo grande privilegio, questo grande onore di rappresentare un sindaco in più, un alpino in più e un amante dell'Italia, degli italiani, degli alpini in più. E quindi è davvero un'emozione unica, insomma è qui con noi, lo sento, lo sente la gente, perché tra i saluti tanti urlavano Gentilini solo per la presenza del suo cappello. Mario Conte, consapevole di aver in qualche modo forzato il regolamento, concluso il momento ufficiale dello sfilamento, si è subito diretto verso il presidente della sezione ANA di Treviso, Giacomin, per scusarsi. Ma il protocollo non prevede, però credo che ci siano dei sentimenti, delle emozioni che vadano un po' oltre i protocolli. Mi sono scusato, però lo dovevo a Giancarlo Gentilini. Non è peraltro per cattiveria, ma certamente abbiamo una regola da rispettare e noi cerchiamo di rispettarle, quindi capisco il sindaco, però ci ha promesso che non lo farà più. E chiudiamo questa pagina dedicata agli alpini alla 97esima adunata nazionale con i cori in teatro e quelli improvvisati tra le piazze e le strade di Genova. Grande emozione quando il nostro Lucio ha fatto intonare ai ragazzi e ai vecchi l'inno del Piave. Dimostrato la meglio gioventù. Adesso vieni qua, perché abbiamo i giovani e abbiamo anche i vecchi. Allora cosa si prova a vedere tutti questi giovani che, nonostante siano giovani, cantano l'inno del Piave, l'inno del nostro territorio? Vuol dire che i nostri giovani hanno raccolto qualche cosa dal nostro esempio, senza far tanto chiasso, con il nostro semplice far festa, adunate e impegno durante l'anno. Dopo 6 mesi ha chiuso la mostra a Santa Caterina, da Picasso a Van Gogh, con numeri da record. Straordinaria, diciamo che ce lo aspettavamo ed era l'obiettivo che volevamo raggiungere, però al di là dei numeri è la vitalità in città, no? Che unito a tutti gli altri eventi culturali fa veramente Treviso la capitale della cultura.
Ultimo atto della mostra da Picasso a Van Gogh curata da Marco Goldin. Dopo 6 mesi l'esposizione a Santa Caterina, che ha portato per la prima volta in Europa oltre 60 opere provenienti dal Museo di Toledo nell'Ohio, chiude i battenti con numeri da record: 150.000 visitatori, 7.000 solo nel passato weekend. Che però poi hanno visto questi numeri trovare ospitalità e opportunità alternative alla mostra, che hanno fatto sì che queste persone portano a casa un ricordo della mostra e della città importante, che è quell'elemento che probabilmente li farà pure tornare. La mostra, che nei giorni scorsi ha ottenuto il riconoscimento di rilevante interesse culturale dalla Direzione Generale dei Musei del Ministero della Cultura, ha raggiunto un altro obiettivo: creare, sottolinea Conte, un percorso di crescita culturale e turistico della città. Significative le ricadute anche sull'indotto, stimato in oltre 10,5 milioni di euro. E allora si guarda ora al domani. Con Marco i rapporti sono ottimi, è molto impegnato perché ha tanti progetti per la testa, anche lo spettacolo teatrale, però è altrettanto vero che stiamo dialogando. Poi insomma io sono qui per costruire, quindi arriverà qualcos'altro di importante, speriamo col Goldin, però ci sono davvero tante opportunità. Ed ancora dal Trevigiano, i giovani del Max Planck si qualificano per le finali internazionali di robotica in Canada ed in Turchia, ma le trasferte sono onerose e la prof lancia un appello per trovare i fondi per sostenere le spese. Dobbiamo partecipare agli internazionali per quanto riguarda Lego in Canada e per quanto riguarda First Tech ad Istanbul in Turchia. Prossimamente, ovviamente è una cosa speciale, meravigliosa, un'esperienza pazzesca per i ragazzi, ma sicuramente un po' corposa per le famiglie, quindi stiamo cercando aziende, famiglie, chiunque voglia sponsorizzarci in questa impresa. La prof lancia un appello per aiutare i meritevoli alunni dell'ITIS Max Planck di Lancenigo, che si sono qualificati per le finali internazionali di robotica, dopo essersi piazzati al terzo e quinto posto delle finali nazionali, a raggiungere i loro obiettivi. 2 trasferte in Canada per la Lego League e ad Istanbul per la First Tech, 2 viaggi che diventano una spesa per le famiglie, ma ai quali non si vuole rinunciare, perché i progetti di questi giovani meritano di essere visti da una platea mondiale. Noi ragazze, se abbiamo questa passione, è giusto procedere con questo e fare quello che ci piace e meglio che possiamo. Sei mai stato ostacolato dai genitori? No, mai. Mi chiamo Giulio Bovo, studio informatica e ho sviluppato quest'app io personalmente con l'aiuto dei miei compagni. Abbiamo curato un po' insieme il design e dopo bisognava pensare alle funzioni varie che poteva avere l'applicazione, e abbiamo deciso di implementare questa applicazione per dare una mano agli archeologi che dovevano insomma trovare un modo per archiviare e inserire tutti i dati all'interno di un database, di un sistema. Faccio parte di questo team, la parte di ricerca, la parte del progetto scientifico, dove facciamo in modo possibile di poter fare ricerche e innovare il nostro progetto rendendolo il migliore possibile. Da grande vorrei intanto continuare con gli studi e spero di poter continuare gli studi con l'ingegneria meccanica e di poter raggiungere i miei obiettivi. Soprattutto quest'anno ho provato in prima persona l'esperienza di fare tavolo, quindi far partire i robot durante le gare e durante le nazionali a Palermo, e questo è quello che mi appassiona di più. Infatti durante anche le varie volte durante gli incontri io lavoro soprattutto alla parte di campo del tavolo, quindi a creare i robot. Questa realtà è una realtà straordinaria, i docenti si spendono e tutto il personale si spendono per migliorare il più possibile l'offerta formativa e gli studenti ottengono risultati eccellenti. Ed ora invece andiamo a Vicenza. Sono più di 5.000 tra studenti e docenti le persone che ogni giorno frequentano la cittadella degli studi a Vicenza, con 7 istituti superiori presenti. Traffico e sicurezza e viabilità sono al centro di un protocollo tra comune e provincia. Ce ne parla e ci racconta tutto Mirko Cavallini insieme ad Andrea Benetti per la parte tecnica. Mirko, buongiorno.
Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sono con Cristiano Spille, assessore alla mobilità del Comune di Vicenza, e Maria Cristina Franco, consigliera provinciale delegata all'istruzione. Qui parliamo di una cittadella, assessore, che è inserita in un contesto urbano. Una cittadella dove confluiscono ogni giorno tra studenti e lavoratori circa 6.000 persone, ma che è inserita all'interno di un quartiere che comunque è residenziale ed è lambita dalla circonvallazione della città. Quindi sì, un'area scolastica, ma di un'estrema complessità sia per i numeri sia per il luogo dove è inserita. E per questo appunto qualche mese fa è stato firmato un protocollo tra Comune e Provincia, e adesso si parte, consigliera Franco, con un questionario. Sì, questo protocollo proprio prevede un'azione congiunta, e tra gli obiettivi è di avere quante più informazioni precise possibili proprio dai fruitori della cittadella degli studi, e quindi è partito un questionario ad hoc per avere informazioni dettagliate sia da tutti gli studenti che frequentano i 7 istituti superiori della cittadella degli studi che il personale docente e ATA, per quanto riguarda ovviamente l'accesso, la tipologia di mezzo che viene utilizzata e naturalmente i flussi da cui si arriva, perché qui siamo nel appunto cuore della città, ma i 7 istituti superiori sono altamente frequentati non solo dalla cintura ma anche da molti comuni della provincia di Vicenza, quindi un accesso anche ai mezzi pubblici del trasporto pubblico locale, quindi una situazione estremamente delicata sulla quale la volontà di intervenire è avendo quante più possibili informazioni precise. Il questionario per studenti, personale, docenti è aperto fino al 20 maggio, poi assessore cosa farete di questi dati? Questi dati servono proprio per realizzare il DOCFAP, che è l'acronimo di Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, che abbiamo già affidato a uno studio di progettazione, per andare proprio a individuare quelle soluzioni non solo di mobilità ma anche di nuovi spazi magari dedicati agli studenti, che possano rendere questo luogo della città più fruibile, più sicuro, più attento alla mobilità sostenibile. Chiaro che poi dovremmo fare questo passaggio anche mettendoci delle vere e proprie progettazioni e delle risorse, ma il percorso è avviato e l'abbiamo avviato assieme. Questo è davvero importante. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti, perché quando i problemi sono complessi o li si risolve assieme o non vengono risolti. Quindi qui c'è la collaborazione tra Comune, Provincia, SVT, i 7 istituti scolastici superiori, ma anche la voce data agli studenti per poter rispondere al questionario, che sarà sicuramente fondamentale per capire il quadro e individuare le soluzioni più adatte. Un flash, consigliere Franco, qui siamo nel capoluogo, è un progetto, questo questionario, che può essere proposto anche in altre cittadelle degli studi? Diciamo che nelle altre cittadelle degli studi abbiamo già abbastanza risolto i problemi, erano meno complessi che quelli che troviamo qua, che vi abbiamo un po' dettagliato, però diciamo, è sicuramente un ottimo modello di base, se poi qualcun altro vorrà anche replicarlo. Noi intanto però lo finalizziamo a vedere una progettualità che possa andare a dare delle risposte per quanto riguarda il discorso di sicurezza ma anche vivibilità. Ci interessa molto perché qui gli studenti passano anche giornate intere e quindi abbiamo anche a cuore spazi magari condivisi che potranno essere guadagnati in un'ottica di miglioramento e di ottimizzazione del poco spazio pubblico che c'è al di fuori degli istituti superiori. Maria Cristina Franco, consigliera della provincia delegata all'istruzione, Cristiano Spille, assessore del Comune di Vicenza alla mobilità, in questo caso anche lavori pubblici e altre cose. Andrea Benetti alla parte tecnica, da Vicenza è tutto, a te. A Mirko Cavallin, noi continuiamo e ci spostiamo a Padova, grazie. Giornata di festa per il tram di Padova. La scorsa notte il SIR 3, sindaco Giordani a bordo, si è mosso per la prima volta in autonomia, anche se a batteria, per la stazione e via Morgagni, dove per tutto il giorno è stata aperta piazza tram. Vediamo il servizio. Scortato dalle luci blu come un VIP, scivola nella notte come una star dalla stazione fino a via Morgagni. È la prima corsa in completa autonomia del SIR 3 nel tratto già completato dei lavori. A bordo un ospite d'onore, il sindaco Sergio Giordani. È una grande emozione, non solo ho provato il tram nel senso stretto del termine, perché sono orgoglioso di questa città come ha preso questo mezzo. Sta diventando veramente, c'è la gente che ci fermava, che chiedeva cosa c'era.
è tutta contenta la gente. In più sono orgoglioso di chi ha realizzato questo tram. Prove tecniche riuscite, Padova si ritrova per una giornata di festa intorno ai vagoni blu. Accanto agli amministratori e ai tecnici, i giovani politici del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Incredibile domani che fanno, che poi ne esce proprio lo spirito del tram, quanto dura il viaggio, perché il tram e non l'autobus, veramente hanno più domande curiose loro che la gente anche più adulta. Obiettivi PNRR raggiunti, racconta orgoglioso il primo cittadino che confessa anche i timori prima dell'avvio dei cantieri. Non è stata una decisione facile questa, perché sapere che per un paio d'anni la città avrà problemi, avrebbe avuto problemi, però io devo dire, ho assessori, dirigenti, staff di altissima qualità, collaborazione a parte di tutti, della provincia e della regione. È facile lavorare in questa maniera. Famiglie, giovani, adulti, tutti fanno festa al tram, tra racconti, giochi e persino magliette bianche e felpe azzurro tram. Sì, sono molto emozionato per questa nuova linea del tram. Quando ho scoperto che c'era appunto questo evento in cui portavano il tram in via Morgagni, ero molto felice e quindi non vedevo l'ora di venire qua a vedere la nuova linea. Amante del tram? Sì, moltissimo. Ogni città europea grande ha una linea di tram funzionale, quindi sono molto felice che ne aggiungano 2 a Padova. In piazza Tram l'occasione anche per fare il punto sulle opere. Le ultime settimane completeremo anche il resto verso Volta Barozzo. Il fatto di aver già finito una parte ci ha permesso di iniziare già con i primi test. I primi test hanno funzionato e quindi abbiamo già iniziato a fare girare il tram ancora a batteria, non con la linea aerea. Però insomma sono tutti i passetti che stiamo facendo. Ed ora a Bassano, dove parliamo della candidatura Capitale Italiana della Cultura 2029, lo facciamo con Nancy Galdi insieme a Edoardo Paris per la parte tecnica. Nancy, buongiorno. Sì, buongiorno Daniele, buongiorno a tutti i telespettatori da Bassano. La città rilancia con determinazione la sua candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029, un percorso che punta a valorizzare un patrimonio storico e artistico di grande rilievo, ma anche una visione strategica del futuro per quanto riguarda lo sviluppo culturale del territorio. Oggi sono stati presentati dei laboratori di coprogettazione proprio nell'ambito di questa candidatura e noi ne parliamo con il sindaco Nicola Finco. Dunque, sindaco, di che cosa si tratta? Si parte la prossima settimana con questi primi laboratori intersettoriali, dove abbiamo convocato più di 220 realtà associative e istituzionali del nostro territorio che inizieranno a parlarsi, a confrontarsi proprio per disegnare la Bassano del futuro, un programma che non si basa solamente sulla programmazione culturale ma anche sulla visione della città del Grappa. Oggi siamo nel cuore del Veneto, siamo attraversati non solamente dal fiume Brenta da nord a sud ma anche dalla Pedemontana che ci collega da est a ovest, e il punto di forza della candidatura saranno proprio i giovani. Noi vogliamo disegnare una città del futuro basata sulle nuove generazioni, sui loro bisogni, sugli spazi da dedicare a loro, e quindi veramente parte questo lavoro importante. Abbiamo tempistiche molto ristrette, ma sono sicuro che riusciremo a portare a casa questo importante risultato. Bene, grazie mille a Nicola Finco. Daniela, se non ci sono altre domande per il momento qui da Bassano è tutto, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Nancy Galdi, noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, in diretta. Vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto qui. Nicola Balestrieri, chirurgo responsabile scientifico di Amiche per la Pelle, buongiorno, grazie per essere qua. Manuela Tonone, presidente, ormai la conosciamo, presidente di Amiche per la Pelle, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. E parliamo di un argomento che interessa tantissime donne. Intanto parliamo del breast team, perché io ho messo nel titolo un sogno che sta diventando e che è diventato realtà. Intanto spieghiamo che cos'è questo breast team. Sì, allora il breast team innanzitutto nasce da un'idea di Amiche per la Pelle. Amiche per la Pelle è questa associazione che ha anche l'obbligo, ha come obiettivo quello di raccogliere i bisogni delle persone e quindi trasformarli poi in progetti.
Nasce il Breast Team con l'idea di creare un percorso diagnostico terapeutico residenziale, modello quello che esiste nel pubblico, che sia in grado di intercettare tutta una serie di risorse oggi che non utilizziamo, da quello del mondo assicurativo, da quello del mondo del welfare, per poter offrire alle donne dei percorsi alternativi al pubblico, utilizzando delle risorse che oggi non vengono spese, e in questo particolare momento in cui ci sono tutte queste difficoltà potrebbe rappresentare, almeno nella nostra idea, poteva rappresentare una validissima alternativa per poi sgravare il sistema sanitario di ulteriori carichi che già fa fatica a portare avanti. Quindi nel 23 nasce all'interno del centro di medicina il primo progetto, dove vengono messi in rete tutti i professionisti che rispettano anche dal punto di vista professionale tutte le caratteristiche oggi richieste per lavorare all'interno di una breast unit, e abbiamo ricreato un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che sia in linea con quello del sistema pubblico. Questo però ci ha permesso anche di raggiungere degli obiettivi che in altro modo non avremmo mai potuto raggiungere. Uno di questi è la disponibilità dell'Oncotype su core biopsy. Cos'è l'Oncotype? L'Oncotype è il primo test genomico che è stato introdotto in Italia nel 23 e che dispone di un fondo, essendo ancora oggi extra LEA. Mi spieghiamo anche cos'è bene, perché magari sì. Per chi non... che permette oggi, quando c'è la disponibilità del test, se oggi noi lo facessimo a tutte le donne che secondo le linee guida europee dovrebbero essere candidate, oggi più o meno il 50% delle donne che fanno una chemioterapia preventiva non la farebbero più. Quindi vorrebbe dire un enorme risparmio, soprattutto per i pazienti, in termini di eventuali danni da chemioterapia. Se non è necessario, il test con assoluta certezza, perché viene fatto su quel tumore, sul genoma di quel tumore di quella paziente, può dire se la paziente può o meglio ha bisogno o non ha bisogno di fare la chemioterapia. Oggi, applicando il test, la letteratura scientifica ci dice che quasi il 50% non farebbe più la chemio. Il problema è che oggi ancora non ne disponiamo di una quantità sufficiente in Italia per coprire il fabbisogno previsto dalle linee guida, cioè candidando tutte le pazienti che veramente potrebbero farlo, ma soprattutto viene erogato dopo l'intervento chirurgico. Oggi il Breast Team, che è stato riconosciuto come modello qualificato per fare il lavoro di una breast unit, ha potuto avere l'autorizzazione di erogare questo test direttamente sulla biopsia fatta in radiologia. Quindi questo cosa significa? Vuol dire che, portandolo in termini reali, una signora fa la mammografia, viene rilevato un nodulo, viene fatta la biopsia con l'ago direttamente in radiologia. Oggi da noi in circa 5 giorni abbiamo una risposta completa di questa biopsia, e se il profilo istologico di questa biopsia è tale che la signora può fare il test, viene direttamente inviato in America, e dopo 12 giorni la signora avrà la risposta. Quindi in 2 settimane la paziente può sapere se il nodulo riscontrato è maligno o benigno, ma nel caso di malignità riesce anche a avere con assoluta certezza sapere se deve o non deve fare la chemioterapia, il che cambia tantissimo anche nella gestione della vita quotidiana. Avere un percorso di terapia che dura più di un anno, o sapere che dopo circa 4 settimane potrà tornare alla vita normale. Purtroppo le disponibilità economiche oggi di questo fondo non permettono di erogare a tutta la popolazione che potrebbe fare il test in Italia, ma soprattutto viene ancora erogato dopo l'intervento chirurgico, quindi uno fa tutto un percorso senza mai sapere in realtà quale sarà la fine di questo percorso. Oggi invece, grazie alla nascita di questo progetto, in Italia è il primo centro che potrà erogare direttamente su core biopsy, quindi direttamente in radiologia, il test. E quindi in un mese la paziente viene a scoprire che ha un tumore, ma finisce anche il suo percorso. Sicuramente questa è una rivoluzione, perché c'è un percorso più limitato. Però questo permette anche che per la prima volta la gestione dell'assicurazione del welfare, avendolo prima a disposizione solo l'ospedale, non poteva essere pagato con i fondi assicurativi, con i fondi del welfare. Oggi, potendo essere disponibile anche presso il Breast Team, oggi è coperto dalla maggior parte dell'assicurazione, e il valore del welfare annuo che ha diritto un lavoratore copre pienamente il test. Quindi abbiamo messo a disposizione una risorsa che non esisteva e
che si può sostenere oggi con tante risorse che in realtà non stiamo spendendo. Un progetto importante questo, Manu. Io vorrei dire dalla parte delle donne cosa cambia, cioè tra i nostri pazienti ci sono ragazze che hanno fatto il test, che hanno potuto fare il test. Alla fine la chemio, cito Alessandra, so che mi sente, ha dovuto fare lo stesso, però se fosse qui lei oggi direbbe so che dovevo farla ma con un'altra consapevolezza, cioè sapevo che per me non c'era altra via. Ecco, per spiegare, perché magari la gente non riesce a spiegare, cioè cos'è che cambia? Allora, poi magari... Spiego come sì. Allora, noi lavoriamo con statistiche, quindi noi sappiamo che statisticamente quella paziente ha un rischio che non riusciamo a calcolare di sviluppare o meno una recidiva o una seconda neoplasia. Nell'incertezza, se la paziente è in grado di sostenere un anno di terapia, preferiamo fare la chemioterapia perché non sappiamo se ne avrà bisogno. Quindi oggi invece il test dice che quel tumore di quella paziente ha bisogno o non ha bisogno di chemioterapia e il vantaggio che gli dà. L'ultima paziente che abbiamo fatto il test risultava che la chemioterapia al suo tasso di guarigione, che era già alto, superiore al 90%, che gli avevano proposto, avrebbe aggiunto 1-2% a 15 anni in più di guarigione. E giustamente la paziente per l'1% in più, o già al 96%, ha detto serenamente non faccio la chemio. Ed è quella la differenza, sapere di doverla fare o non doverla fare con consapevolezza, come diceva Manuela. Diciamo con più sicurezza soprattutto. Con più sicurezza di fare quello che è veramente necessario, ma sai anche quanto ti darà in termini di guarigione. Quindi diciamo che compriamo non più a scatola chiusa, quindi io so che faccio la chemio perché so che il mio tumore ha 30-40% in più di possibilità di guarire se la faccio, e poi lascia a me la decisione di farla. Prima, nell'incertezza, signora, facciamo una chemioterapia, diventa anche difficile delle volte poter accettare poi tutti gli effetti quando non sai se veramente ti serve. Io per esempio nel mio caso, anche se avessi fatto il test, la chemio avrei dovuto farla comunque, grazie che c'è, grazie che ci sono le terapie, perché comunque ci salvano la vita. Io tocchiamo ferro, i 15 anni sono passati, quindi sono qua e spero di dar da tribolare ancora molto, ecco, però voglio dire... Questo è un progetto che Amiche per la Pelle ha creduto, ci ha creduto molto in questo progetto, in questa iniziativa. E ci hanno creduto anche gli altri, perché se no non si partiva, perché insomma non ce ne sono tanti in Italia, mi sembra che possano realizzare. Quindi siamo, oltre diciamo ai progetti di umanizzazione e tutto, che poi magari racconteremo, che facciamo, questa è una cosa diciamo molto importante, ma è importante per il mio benessere se sono paziente, per la mia famiglia, anche per tutto quello che è il comparto sociale, perché sapere di avere anche una dipendente che ti sta a casa un anno e sapere che invece magari in un mese e mezzo se la cava, sono diciamo due cose diverse, due prospettive diverse. E poi la chemioterapia, sappiamo, perché insomma chi ci sente dall'altra parte, e sono sicura che sono tantissime, le signore che hanno avuto problemi al tumore al seno, hanno fatto la chemioterapia, ci salva la vita, però i disagi poi sono tanti, gli effetti collaterali sono tanti, è su quello che noi cerchiamo di agire, perché insomma tanti progetti nostri sono proprio per gli effetti collaterali, perché dobbiamo avere una vita degna di essere vissuta. E so che insomma Amiche per la Pelle fa davvero tanto per questo, ne abbiamo parlato spesso, insomma. Adesso vorrei spendere una parola, perché adesso siamo già in fase calendario. Il calendario per noi è sempre una cosa bella, è il 7° anno mi sembra questo che facciamo il calendario, ci serve naturalmente per raccogliere fondi, però è sempre una iniezione di positività, di sicurezza e crea gruppo, è una cosa bellissima. Quest'anno, in anteprima, diremo qua, allora abbiamo l'opportunità e la fortuna di fare il calendario a Pordenone che sarà città capitale della cultura del 2027. Noi abbiamo già siglato questo accordo con un'associazione proprio perché la parola rete ci piace tanto e quindi il collaborare con altre associazioni, con l'Andos di Pordenone, che ha una presidente fortissima, adesso una nuova presidente che si chiama Maria Cancian, che saluto,
e con la quale faremo il calendario, e quindi non avremo solo nostre associate, nostre pazienti, ma anche pazienti, cominciamo ad andare oltre regione, in Friuli, pazienti loro che faranno il calendario, quindi sarà, diciamo, una bella sinergia, insomma, e da quello che so io non hanno mai fatto un calendario durante, diciamo, l'anno della cultura, e quindi Amiche per la Pelle ci sarà. Ecco. Io volevo anche tornare un attimo, grazie intanto a Manuela, volevo tornare sui test. Dottor Brasile, lei diceva fino ad ora ce n'erano pochi a disposizione delle donne, ce ne sono tuttora pochi. Allora, questa sarebbe una rivoluzione. Una rivoluzione, perché quando è entrato un po' in punta di piedi, è stato stanziato un fondo, extra LEA vuol dire che non è previsto dai livelli di assistenza, per cui c'è un numero di test che viene erogato alla regione. Erogarlo dopo l'intervento però presenta difficoltà, quindi in realtà oltre ad averne pochi non siamo ancora al 100% di quelli, diciamo, disponibili in grado di erogarli, proprio per le varie problematiche, ma soprattutto per le tempistiche in cui deve essere in grado di tornare il test prima di iniziare una terapia. Questo oggi è una rivoluzione, perché oltre a garantire tempistiche estremamente veloci, la paziente prima di iniziare il suo percorso di cura sa tutto quello che le aspetta e sa cosa deve affrontare e perché. Avere disponibilità di coprirlo col mondo assicurativo del welfare è una grandissima risorsa, sia per i lavoratori ma anche per le mogli dei lavoratori, perché ovviamente, come sappiamo, il welfare può essere speso all'interno del nucleo familiare, quindi anche per un uomo sapere se la moglie sarà guarita al termine dopo un mese o avrà un anno di terapia, voi capite che nella gestione di una famiglia diventa determinante. Per cui siamo stati molto orgogliosi di poter mettere a disposizione per la prima volta in Italia anche a tutte le assicurazioni e a tutte, diciamo, le compagnie mutualistiche la possibilità di includere nella loro offerta il test fin dal sospetto radiologico, quindi fin dall'inizio del percorso. Perché diventa tipo un esame radiologico, comunque ecco, un esame invasivo? No, viene praticamente il campione che viene utilizzato, il tessuto che viene prelevato in radiologia il giorno della biopsia con quegli aghi che prelevano un pezzettino di tessuto, lo stesso materiale viene inviato poi in America dove vengono fatti lo studio genomico. Entro 12 giorni viene rinviata la risposta, quindi un percorso diagnostico completo, test compreso, oggi come oggi presso i nostri centri riusciamo a completarlo in 3, massimo 4 settimane, quindi dopo 4 settimane la paziente può già fare l'intervento in caso ne avesse bisogno. E parliamo di varie iniziative, di appuntamenti. Allora, 23 maggio a Jesolo. 23 maggio a Jesolo c'è il primo TEDx Women del Veneto. Allora, il TEDx, per chi non lo sa, è un evento partito dall'America, praticamente ci sono degli speaker, che può essere un premio Nobel, un medico o comunque qualcuno che ha una storia bella da raccontare, che può essere di esempio degli altri. E quest'anno sono molto orgogliosa di dire che ci sono anch'io, e quindi il titolo è Domina, che donna, il potere della scelta. Sul potere, sul domina? Manuela! Non poteva essere scelta più fortunata. Il potere della scelta, e la mia scelta è stata di combattere, di cercare, insomma, di fare, di combattere anche per le altre, ecco, diciamo così, insomma, sempre con l'ottimismo e con la positività. E mi fa piacere che, insomma, tra le varie partecipanti, non siamo in tantissime, e quindi mi fa piacere proprio per questo ci possa essere anch'io. E poi c'è un altro appuntamento e che poi vedo. C'è un 29 di maggio qui, sai che ormai ti ringrazio, qua non si vede tanto, però se andate sul sito, sulla pagina Facebook, allora sempre noi facciamo eventi per raccogliere fondi, però cerchiamo di farli in cui ci si diverte, eventi in cui ci si diverte. Abbiamo questa bellissima serata anni 80 con un DJ, e siamo a Calozio e i fondi verranno utilizzati per una bellissima nuova iniziativa che ho il piacere di dire, perché noi che stiamo da questa parte spesso raccogliamo veramente delle difficoltà. Una delle grosse difficoltà delle donne è quello che viene definito l'orientamento, avere delle persone che ti consigliano correttamente che percorso seguire.
E quindi, visto che l'associazione, quando è nata proprio il concetto di una rete di amiche, stiamo lavorando a creare la prima IA, la prima intelligenza artificiale che sarà il progetto Un'amica ti risponde, che viene addestrata sia dai medici specialisti, diciamo, in ambito sinologico, sia dalle pazienti per intercettare i bisogni. E poi questa nuova amica che avremo virtuale sarà in grado di aiutare le pazienti a trovare rapidamente il percorso più idoneo e la soluzione più idonea, anche delle volte delle cose che possono sembrare banali. Io delle volte ricevo telefonate delle pazienti se possono o non possono fare la tinta ai capelli perché hanno fatto la chemio. Sembrano cose stupide, ma per una donna sono estremamente importanti. Avere un'amica competente che ti possa essere vicina e risponderti diventa, secondo me, un plus importantissimo per aiutare a stare più sereni e fare la cosa giusta al momento giusto. Dottor Ballestieri, un passo dopo... Però lui mi ha rubato la parola, io stavo per dire un'altra cosa, la devo dire, perché questa serata, stavo parlando di rete, saremo noi e il Filo di Simo, che tu conosci bene, l'associazione che si occupa di ragazzi con problemi psicologici, e quindi la serata è organizzata da Amiche per la Pelle e il Filo di Simo, e quindi chi viene venga molto volenteroso e generoso, perché anche il Filo di Simo sta facendo un grandissimo lavoro e ci tengo molto a ricordarlo. Ecco, dottor Ballestieri, tanti passi in avanti, insomma, il tumore al seno è sempre stato una patologia che ha sempre fatto paura, fa ancora paura, ma davvero si sta facendo molto. Allora, stiamo facendo molto e sempre di più, paradossalmente anche questa evoluzione tecnologica che ha accelerato in tutti i campi, ha accelerato anche nel campo medico. Non più tardi, qualche giorno fa, dava comunicazione che hanno deciso di investire in regione dei fondi per le target therapy. Cosa vuol dire? È un ulteriore passo avanti nella genetica, nel senso che si riesce, anche in questo caso un test genomico viene fatto sulla neoplasia, che si riesce a individuare esattamente a cosa quel tumore di quella paziente è sensibile, individuando quindi delle terapie molto mirate che danno tassi di guarigione più alte. Però, ci tengo a dirlo, oggi l'arma sempre più forte rimane la prevenzione. Certo. La prevenzione è quello che aggiunge non solo vita ma anche qualità della vita. Prima lo intercettiamo, più alta è la probabilità di guarire, ma meno saranno i danni per guarire. Quindi benissimo le terapie, ma è, dico sempre, in mano nostra il successo di questo progetto, perché se le donne aderiscono avranno ottime chance, se arrivano tardi no. Abbiamo l'esempio della Sicilia, dove fanno metà delle nostre mammografie ma hanno il doppio di decessi proprio perché arrivano tardi. Ma c'è anche una maggiore sensibilizzazione adesso, sensibilità da parte delle pazienti, da parte anche delle giovani? Assolutamente sì, questo perché è merito di tutte le associazioni e del sistema, che in questi anni abbiamo investito tanto non solo nella prevenzione, nelle piazze, ma anche nelle scuole. Quindi cerchiamo di educare i ragazzi fin da giovani a prendersi cura di se stessi e aiutare spesso i genitori a prendersi cura di loro, perché tante volte la fretta, mille cose da fare, ma se tuo figlio, mamma, ti sei fatta la mammografia, è un qualcosa che ti blocca e ti fa tornare subito sul binario. Quindi io dico, lavorare con i giovani, con gli adulti è l'unico modo per far squadra e portare a casa obiettivi che speriamo, cioè di prima o poi eliminare il problema. Ecco, io vorrei fare un'altra domanda al dottor Ballestieri. Negli ultimi anni c'è stato un aumento o no di tumori? Allora, c'è stato, è importante e continuerà a esserci, perché io vorrei far capire qual è un po' il problema del tumore alla mammella. Perché così tanti tumori? Perché un organo così tanto colpito dal tumore? Perché è un organo fragile, nel senso che le cellule del nostro corpo, se non si dividono, hanno dei sistemi di protezione, ma ogni volta che una cellula si deve dividere si espone ai danni dell'ambiente, quindi l'inquinamento, l'alimentazione. Le donne, dal giorno che hanno la prima mestruazione, ogni volta che hanno un ciclo, quando il seno si ingrossa e diventa turgido, è perché c'è una replicazione di cellule dei dotti che quindi si espongono all'ambiente. Il risultato, oggi una donna su 7, una donna su 8 ha un cancro al seno.
Sistema nervoso centrale invece sono quelle cellule che non si dividono mai, moriamo con le cellule che abbiamo alla nascita, almeno quelle che produciamo un po' strada facendo, ma l'incidenza cambia drasticamente, 1 su 500.000 nati vivi. Ecco, quindi è proprio l'organo che si espone ogni mese ed è penso uno dei costi della fertilità al danno dell'ambiente. Quello che però ci tengo a dire è che c'è sempre molta confusione, gli ormoni non c'entrano nulla. Si parla di inquinanti, fumo, alimentazione, ma non gli ormoni, perché gli ormoni non fanno venire i tumori. E chiudiamo perché siamo purtroppo alla fine. Abbiamo fatto parlare meno oggi Manuela. Non importa. Chiudiamo dicendo che la prevenzione è fondamentale, l'ha detto il dottor Ballestieri. Torneremo a parlare anche poi di questo test che sarà una rivoluzione comunque importante per le donne, lo abbiamo anche sentito. Io ringrazio intanto il dottor Ballestieri per essere stato qua, ringrazio anche Manuela Tomonelli. Grazie a te, grazie a voi. E speriamo di riaverli presto anche per tornare a parlare di questo progetto che è un progetto importantissimo. Vi ricordo questa sera la nostra trasmissione condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino, la nostra trasmissione Ring, gli ospiti. Intanto alle 20:45 si parlerà di antivirus, un nuovo Covid, con il punto di domanda, Fabrizio Pregliasco, professore di igiene Università di Milano. Poi alle 21 invece gli ospiti Nicolò Rocco, Azione, Marco Zabai, Partito Democratico, l'onorevole Gianangelo Boff della Lega e Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia. Ed infine alle 22:30 si tornerà a parlare dell'adunata, l'emozione di Genova, insieme ai due colleghi che hanno seguito questa maratona di 3 giorni con le penne nere, Lucio Zanato e Omar Costantini. Siamo arrivati davvero al termine. Io ringrazio i registi che ci hanno seguito fin qui, Mattia Pizzai e Marco Galiazzo, e vi do appuntamento per la prima edizione a domani. Grazie, arrivederci. Grazie.